Mandi a Duc, ed a spawn bielgs glavin, o sinca per presentaus la gnot blanchie di Udin. Per tutte le sere, fin a gnot, musiche, shopping, museos di arts e tanti altri robis. Nudis alc, le assessore Antonella Nonino. Quest'anno il Comune di Udin ha deciduto per Gnot Blanchie di fare un lavoro insieme con i commercianti, sicuramente con il commercio ma anche con altri commercianti dal centro di Udin. Le volontà delle iniziative, le mostre che abbiamo fatto, le volontà di Tigni Viarte, Casa Cavazzini e tutti i posti dal Comune di Udin è stato proprio perché di avere il piacere e un efforto più grande di lavorare insieme con i commercianti. Abbiamo avuto l'occasione di sparagnare e soprattutto di utilizzare meglio i BES per tutte le iniziative di Gnot Blanchie. Anche quest'anno ho vinto di fare più iniziative, anche pensando ai frutti, alle culture e alle musiche. Allora, per quest'anno le Gnot Blanchie e anche per i frutti. In Chistielle ho avuto le possibilità di avere una caccia grossa e anche per i frutti di tornare a vivi, che è il lucus importante per Udin, e un'altra maniera per giocare con le culture. E dopo sono i giochi, sono stati i giochi con i gonfiabili dei bimbi in azione e ho deciso anche di tigniviare le ludoteche fin quasi mie genotte per i frutti che hanno voglia di giocare in via del Sale, le ludoteche comunali fin quasi mie genotte appunto. Un'altra possibilità è che dei mostri che sono stati sviati praticamente tutte le gnotte e non si può smentare le offerte di Casa Cavazzini, ovvero le Living Architecture Marathon e soprattutto Afro Basaldella e Carlos Bisà, l'elegia del quotidiano, decorazione murale in Friuli, Venezia Giulia negli anni 30. E io ne visite guidate le possibilità le vindate di fare fino a mie gnotte. O alla chiesa di San Francesco, al sarà fino ai 15 di agosto, all'Italian Design, le gallerie fotografiche, il tema Decina del 1972, la Pinacoteca dal Castello, insomma le volontà di far vivi Udin come che si può vivere via Paldì, dalle possibilità di conoscere anche via Pegnotte. Le musiche, non smentein anche le musiche, di sera il concerto in Place di Libertà con l'orchestra dal Friuli Venezia Giulia del Mitteleuropea.
Al Teatro San Giorgio è stata delle postazioni anche di Radio Onde Furlane che ci ha dato le possibilità di sentire le int a Tor Parudin a commentare queste note blanche par Furlan e anche sempre dal teatro all'estate sia il Intune Vocal Quartet e il teatri, musica e arte visive a chilometro zero, che sono anche una serie di spettacoli che si colleghino a quelle che sono state anche le manifestazioni tal palamostre di arte a chilometro zero. E chi sta le dut per la Gnot Blanchie? Si vede il prossimo anno.